Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Riga Monticepi va in scena la sfida tra Lecco e Renate. Una partita molto importante per la classifica. Il Renate secondo nel girone A di Serie C, Lecco quarto, continua la sua rincorsa. La formazione che ha fatto più punti nel girone di ritorno vuole mantenere la serie positiva e allungarla possibilmente nella sfida contro i Brianzoli, che arrivano in questo appuntamento con 9 punti nel girone di ritorno contro i 18 dei blu celesti. Subito ci prova con un tiro dalla lunga distanza il numero 9 Nocciolini, nessun problema per Pissardo. Renate che sembra iniziare meglio la sfida. Lancio lungo di Cabasci per Nocciolini a sinistra, entra in area dentro il pallone Galuppini con i tempi giusti a rimorchio, realizza gol del vantaggio degli ospiti con il mancino. Rivediamo, scende Nocciolini a sinistra, si piazza la difesa blu celeste, Kautzky in ritardo, arriva anche il raddoppio di Marotta ma non possono nulla su Galuppini. Anche da un'altra angolazione che veramente con i tempi giusti, con il mancino sul palo lontano, Pissardo non può nulla. 1-0 i festeggiamenti del numero 14 del Renate. Dopo 6 minuti gli ospiti sono già avanti. Lecco un po' frastornato dal gol del vantaggio ospite. Dentro Marotta, il colpo di testa di Iocolano, c'è la reazione con il colpo di testa di Iocolano, che ha segnato di testa contro la Juve nella larga vittoria 4-0 nell'ultimo turno domenica dei blucelesti. Qui stacca bene il numero 17 bluceleste, ma trova la risposta di Gemello. Calcio d'angolo, ancora il portiere del Renate che si distende e la fa sua in uscita. 25esimo calcio d'angolo, dall'altra parte il colpo di testa, c'è la traversa piena, poi arriva Nocciolini che realizza, ma tutto fermo, viene annullato il gol, dunque sfuma l'occasione per il Renate, buon per il Lecco che si salva nel momento migliore del Renate. Il colpo di testa di Merletti in tuffo e poi arriva sulla ribattuta, un gol che però poi viene fermato anche perché c'è un giocatore che ostacola in uscita Pissardo, dunque viene annullato. Rivediamo da un'altra angolazione il calcio d'angolo. Colpo di testa di Merletti, traversa piena, questa è la grande occasione del Renate, poi c'è l'ostruzione su Pissardo, la visuale chiusa dal giocatore del Renate. Lecco prova a reagire, si distende con Azzi a sinistra, Azzi entra in area, Azzi ha la palla sul mancino, accarezza il palo, poi la palla prende un giro interno ed esce in rimessa laterale, ma grande occasione sui piedi dell'italo brasiliano Paolo Azzi. Siamo già nella ripresa. Cabasci difende bene il pallone, entra in area, il tocco di Merlisala è poco fuori dall'area di rigore, vede bene il direttore di gara che ammonisce il centrale di D'Agostino, ma rischia tantissimo qui Merlisala. Cabasci salta tutti come birilli, poi però il fallo inizia proprio fuori dall'area, giusta la valutazione del direttore di gara. C'è però il calcio di punizione, Ranieri e Galuppini sul pallone, uno con il destro, uno con il mancino, e proprio quest'ultima è la soluzione scelta da Galuppini che sfiora il gol perché lambisce la parte alta della traversa. C'era Pissardo, ma grande pericolo anche qui per la difesa del Lecco. Galuppini il migliore dei suoi, accarezza la traversa. La seconda in questo match per il Renate, 66esimo, il Lecco con Azzi a sinistra, centrale per Foglia che prova la conclusione dalla lunga distanza, nessun problema per Gemello che ha vita facile. Dall'altra parte il calcio di punizione che sfiora l'incrocio dei pali di Cabasci.
Renate che fa valere le sue doti sui calci piazzati, segna tantissimi gol in questa stagione. 79esimo, è il Lecco che guadagna questo calcio di punizione, lo spunto di Azzi che viene esteso da Merletti e guadagna un calcio di punizione. Gli ingressi di Magni e Masini cambiano volto al Lecco, cala il Renate, il Lecco ne ha di più nell'ultimo quarto d'ora. Il calcio di punizione, Kautz che va a staccare e beffa tutti per il gol del pareggio. Pareggia il Lecco con Kautz all'80esimo. Rivediamo Kautz che mette dentro sul cross perfetto di Foglia. E il Lecco trova il gol che riapre le speranze di vittoria negli ultimi 10 minuti. Kautz puntuale all'appuntamento con il gol, riscatta l'errore sul gol dello svantaggio. Magni mette dentro il pallone, dall'altra parte Liguori, entrato dalla panchina, si divora il gol della vittoria al minuto 85. Grande palla di Magni che anche acciaccato, non sta benissimo il numero 10 blu celeste, è sempre pericolosissimo. Liguori ha sulla coscienza il possibile gol della vittoria. Kautz recupera il pallone, l'inserimento centrale, vede Iocolano sull'altro lato, Iocolano con il diagonale vincente sul palo lungo, fa il 2-1 per il Lecco quando mancano 2 minuti al termine della partita più recupero. Simone Iocolano realizza la sua 7ª rete in stagione, può esplodere la gioia dei blu celesti che festeggiano sotto gli obiettivi dei fotografi. Iocolano precisissimo, chirurgico, non può nulla da monte che arriva in ritardo su questo pallone, ma che bravo Kautz che qui disegna la sua grande partita tra il gol e l'assist per Iocolano. E Iocolano fa un gol da 3 punti importantissimo per il finale di stagione dei blucelesti in ottica classifica, perché il Lecco mantiene il quarto posto ma si avvicina alle prime. Una vittoria importantissima anche per la capacità di soffrire e di cambiare la partita in corso della squadra di D'Agostino.